Il titolo del lavoro è Dalla carta allo schermo, l'evoluzione della base cartografica per la pianificazione territoriale, e come mi ha sottolineato il professore quando abbiamo discusso la tesi di master, è un po' fuorviante perché era partito da un'idea un po' diversa. In realtà il lavoro si è concentrato molto su diciamo, aggregare tutto quel grande volume di dati di base cartografica, appunto, che la Regione Veneto ha disponibile. Il problema del quale volume di dati è la disomogeneità, nel senso che la storia è partita nel 76 con la legge regionale 28, in cui la Regione si impegnava a produrre la carta tecnica regionale in formato cartaceo, in sostanza. È diventata digitale praticamente nel 92, quando la CTR è diventata numerica, e poi dal 2010 siamo passati ai database geotopografici, con il decreto ministeriale numero 10, del 10 novembre 2011. Quindi sono presenti, questo comporta che sono presenti varie basi cartografiche. In primis la CTR, come abbiamo anche visto parzialmente nella presentazione precedente, che ha la sua divisione in livelli che contengono poi delle sottocategorie con le varie informazioni. Il lavoro che ho portato avanti si è poi concentrato principalmente sul livello dei fabbricati, che qui vediamo un po' esploso, nel senso che oltre al livello principale sono indicati le sottocategorie. Il livello fabbricati nei nuovi geodatabase, diciamo, è un po' più complicato, nel senso che l'articolazione delle categorie, della struttura del dato è molto più frammentata e molto più complicata. Questo perché? Perché i database topografici seguono una logica, diciamo, più informatica rispetto a quella che era la logica della CTRN. Basti pensare che un database topografico, secondo le specifiche del decreto ministeriale, contiene 152 classi, delle quali 81 sono obbligatorie per la redazione di un geodatabase. Il lavoro ha mirato alla fusione di tutti questi dati che negli anni sono stati prodotti dalla Regione Veneto in un'unica banca dati. È stato diviso in due parti. La prima ha riguardato i database topografici. Sono presenti 17 lotti, se non sbaglio, all'epoca di quando ho svolto il lavoro erano 17, adesso sono diventati 19, perché sono stati aggiunti i database del comune di Schio e quello del comune di Treviso, e la copertura era più o meno del 69%, aggiornata dovrebbe essere del 70% del territorio regionale, mentre la CTR, che vediamo sotto, copre l'intero territorio comunale. Ci sono in cantiere altri due progetti di lotti. Uno è un aggiornamento di un lotto esistente, il lotto ETRA, e in previsione delle Olimpiadi il nuovo lotto Cortina e comuni limitrofi. Il lavoro quindi ha dovuto in primis aggregare tutti i dati dei fabbricati derivanti dai database geotopografici, e questo non è stato per nulla facile, perché negli anni si sono seguite varie specifiche di redazione dei database, e quindi non tutti i dati contenuti nei geodatabase erano omogenei. E basti vedere, ad esempio, questa è una tabella di mappatura dei campi del livello fabbricati, e che nei database si chiama EDIFIC, e del livello edifici minori, che è EDIMIN nei database. Quindi in primis i 17 lotti sono stati analizzati uno per vedere la struttura dati e provare a ricondurre a una mappatura comune. Il tutto è stato fatto attraverso l'uso di script da riga di comando,
per la conversione dei formati dati e della loro struttura, scritto GDAL, in particolare OGR to OGR, perché dovevamo lavorare all'interno del server della regione, quindi serviva una procedura automatica. Il secondo passaggio è stato recuperare il layer fabric di tutte le CTR del Veneto, fonderlo in modo da creare un livello unico. E qui le difficoltà sono state date principalmente dalla dimensione del dato, perché purtroppo viene distribuita in shapefile. Lo shapefile non è un formato facilmente gestibile quando diventa di dimensioni importanti, e quindi anche qui le operazioni non sono state proprio agevoli. La cosa molto interessante è stata quella che è sorta da una domanda che io mi faccio molto spesso quando lavoro facendo il pianificatore territoriale. La Regione Veneto con la legge 11 del 2004 richiede l'aggiornamento cartografico e la produzione di un quadro conoscitivo da allegare ai piani di assetto del territorio. Tutti quei dati vengono consegnati e poi finivano, diciamo, in un armadio, per così dire, comunque in un archivio. Questo lavoro ha cercato di portare indietro, cioè riportare fuori alcuni almeno il dato dell'aggiornamento cartografico per quanto riguarda gli edifici, derivante dal lavoro di pianificazione territoriale dei singoli comuni. E infatti per tutti i comuni che avevano un PAT o un PI approvato è stato fatto un lavoro di recupero del livello fabbricati e questo lavoro è stato integrato per quei comuni che ad oggi hanno tuttora una base cartografica solo CTR, dove quindi non sono presenti i database, perché il database è comunque più aggiornato quasi nel 90%, più del 90% dei casi del PAT approvato. Quindi la prima fase del lavoro è stato fondere i database, la seconda fondere tutta la CTR del Veneto, la terza fase integrarla con i dati degli aggiornamenti cartografici derivanti dagli atti di pianificazione territoriale dei comuni, e l'ultimo passaggio è stato fondere tutto in un unico livello. Qual è il problema principale riscontrato? È che ovviamente le strutture dati sono diverse e quindi sono state create delle tabelle di conversione per ricondurre tutto alla specifica dei database, dei geodatabase aggiornati, recenti. L'ultimo passaggio è stato quello di portare questa specifica alla nuova specifica di sintesi, che è una proposta a livello nazionale, semplificando un po' la classificazione del livello fabbricati nei nuovi geodatabase. Quindi da una specifica che prevedeva un sacco di categorie e quindi molti elementi e di difficile lettura anche all'utente comune, si è passati a una specifica un po' più agile in cui le categorie erano molte meno. Questa è la struttura del dato della specifica di sintesi, in cui i dati sono ridotti al minimo. Non sono dati 3D, il 3D è stato volutamente tenuto fuori, quindi non c'è l'altezza degli edifici, perché è facilmente recuperabile attraverso l'uso di un DSM. Quali sono stati i problemi riscontrati lungo questo lavoro? A parte la mole dei dati da gestire, che comunque non era facile da gestire, il problema è stato la disorganizzazione un po' dei dati che venivano archiviati con i quadri conoscitivi della Regione Veneto, perché spesso il dato era ripetuto, quindi sono state fatte varie verifiche per pulire il dato finale, e in secondo luogo alcuni errori a cui non si può in nessun modo, salvo non metterci a mano, tra virgolette, è stato quello degli errori trovati all'interno della compilazione del quadro conoscitivo. Ad esempio, il caso più estremo è stato
la modifica del nome campo della CTR, quindi Fabric magari era scritto, invece che essere scritto in maiuscolo come da specifica, era scritto in minuscolo, oppure c'era un underscore, e quindi tutte le operazioni automatiche che venivano lanciate per recuperare il livello Fabric andavano a vuoto. Alberto, in totale, il nuovo... Perfetto, quasi concluso. Il totale degli edifici nel livello EDI della nuova specifica di sintesi è più di 2,5 milioni e contengono principalmente edifici, diciamo, propriamente detti, più alcuni edifici minori che sono stati recuperati dalle varie categorie dei geodatabase. Qual è l'utilità di questo dato? So che questo dato è già stato trasmesso ad esempio alla Protezione Civile per quanto riguarda lo studio delle condizioni limite d'emergenza e l'analisi degli aggregati strutturali a livello sicuramente veneto. È un dato utile a livelli di monitoraggio perché implementabile abbastanza agevolmente. Ogni volta che un piano di assetto del territorio aggiorna una porzione del territorio, non si fa altro che fare un'estrazione degli edifici di quel comune, si fa la conversione alla specifica di sintesi e si può integrare cancellando gli edifici che c'erano precedentemente nel database. Questo è un primo esempio, come abbiamo detto, di riuso dei dati prodotti dalla pianificazione territoriale. Potrebbe essere anche diciamo, una buona pratica da mettere in piedi per altri livelli di dati consegnati con gli atti di pianificazione territoriale. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento.